Scatman's World. Bella raga, tutti il comandone veneziano, siamo a Singapore, siamo 21esimi, proprio qualifica sbagliata in pieno, lasciamo perdere proprio, ogni tanto capita, lo sapete ragazzi, questo è il bello delle mie carriere, che io se sbaglio, cazzi miei. Sarà un'impresa disperata andare a punti, l'obiettivo è almeno finire in top 8, quindi nel senso tra, no, in top 8, chi coglioni, tra l'8º e il 10º posto, questo è il mio obiettivo. Vai raga, andiamo. Gran Premio di Singapore, devo buttarmi all'interno a tutti i costi. Bene, se no sono cazzi. Devo buttarmi, addio mondo crudele. Beh, qualcosa ho recuperato. Attenzione. Mamma mia, eccoci qua, bandiera verde. Una Force India. Messa là, non... Dai, safety car, così. Ok, Sainz fuori dalla gara e Nasr fuori. Cosa succede in questo periodo, sto gioco qua? 1000 safety car al secondo e 2 ritiri subito, cioè, veramente, siamo 11esimi comunque, non male. Sta succedendo di tutto in questa quinta stagione, veramente la lotta sta per riprendere. Abbiamo fatto una grande rimonta, siamo 11esimi. E adesso possiamo recuperare altre posizioni, ma stiamo attenti perché già 2 ritiri, già una safety car. Sono 3 gare che sta succedendo il finimondo. Vai Fiori. Qualcuno va ai box. Ok. Si riprende ragazzi. Non devo perdere tempo. E siamo già in zona punti. Anche la bagarre iniziale mi ha dato una grossa mano, Mi ha dato veramente una grossa mano. Molto buono. Alto sorpasso semplice su Pippo Massa. 8 position please, 8 position. Il distacco da quella dietro è 1,2 secondi. Sono più veloce di quel. Mamma mia, Alcune informazioni su Rosberg. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema. Rosberg sta allontanando del nostro avversario principale, mamma mia. Molto bene, molto bene. Molto bene. No, mamma mia. Palla un po' rischiata, ma va bene. Cioè in questa gara è dietro l'angolo l'errore. Sia per noi che per gli avversari. Guarda che trenino che si è creato. E c'è una Toro Rosso che sta rallentando tutti. Ecco cos'era. Molto bene, Vettel se ne sta andando molto bene. Perfetto. Very compliment Puma. Anche Rosberg sta rallentando. Very compliment Puma, very compliment. Altri vanno ai box. Tanti vanno ai box velocemente. Sebastian è appena entrato nella corsia dei box. Sosta per Sebastian. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Vuoi attenerti al piano stabilito o vuoi provare a cambiare? No, rimango così. Dai Kuma. Grandissima. Singapore è un'altra gara favorevole comunque. Anche perché fanno delle strategie un po' bizzarre Singapore. Non sono ancora al 14%. Quindi sinceramente non capisco come sono tutti i box così presto, però cazzi loro sinceramente. Si è ritirato anche Chiat e adesso va dei box Distacco dall'auto dietro. a mettere il super soft. 7 secondi. Buono. Gomme Streisau distrutte. Perfetto. Siamo al 17° giro laps. Sì, il Puma è abbastanza andato al 7° giro che è anche il 17° laps.
nell'inglese comundiano. La strategia Ok, di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. va bene. Siamo al nono posto, ma qualcuno deve ancora entrare nei box, penso, spero. Comunque 3 ritiri anche in sta gara, una safety car, sta succedendo veramente il finimondo qui su F1 16, ultime gare prima dell'F1 17, non vedo l'ora raga, mamma mia. Veramente le gomme erano finite comunque le super soft, le ho fatte durare 17 giri. E adesso vediamo se riusciamo a riprendere la prima posizione. Ragazzi, siamo al 20° giro e siamo terzi. Però c'è Alonso davanti. Il primo non lo so, però penso che secondo me è ancora una sosta. Insomma, non hanno fatto l'ultima sosta, se no dovrò superarli in pista. Tanto serve, fa il giro record di Vettel 1.44. Dai, fioi. Noi siamo terzi, cioè partiamo 21esimi, va già bene così, però ho i primi due davanti. Box o non box li voglio prendere. Vincere questa gara sarebbe fondamentale per il terzo titolo consecutivo. Quindi salutare al meglio F1 16. Voglio il titolo piloti e costruttori. Voglio la doppietta Ferrari. Dai ragazzi, su. Niente, Alfonsino non riesco a prendere, però secondo me deve ancora andare ai box. Questa è la mia sensation. Dai, cazzo, dai. Abbiamo la monoposto migliore di parecchio. Forse siamo ai box il primo, no. No, nessuno ai box. Ricciardo comunque in testa. Daniel Ricciardo. Siamo a caccia di Alfonso, mancano 11 giri alla fine, è ancora lunga la gara. Ma il Puma sta dimostrando di esserci comunque. 3 ritiri, una safety car e un veneziano pronto a superare Alonso. Da dietro invece il nulla, ci sono stati tanti problemi. Vettel ha rotto l'ala, da quello che metto l'ingegnere, Rosberg problemi e anche Grosjean. Dai come, ok. Siamo veramente a ridosso di Alfonso, dai fioi, tutti insieme a tifare per il Cume. Dai cacchio. Merda. Si aspetta un duello con Alonso, anche lui 2 volte campione irridato. No, Alonso va ai box, qui non ci sarà sfida. Lo sapevo però. Ricciardo le ultra soft, quindi anche lui deve fare un'altra sosta, quindi abbiamo il primo posto virtuale. Ragazzi, gli ultimi giri sulla gara entra nel vivo perché Button e Massa sono veramente vicini. Si è ritirato anche Palmer, quindi 4 vetture ritirate. È veramente impressionante ragazzi, impressionante. Le ultime 3 gare mi sembra 12 ritiri e 4 safety car, una roba grande. Per la grande chance di fare un'altra vittoria.
Questo mondiale incredibile con Button e Massa, secondi e terzi, pazzesco. È tutto un po' curioso. Quattro giri alla fine. Carburante a sufficienza per altri 4 giri. Mamma mia che sbaglio ragazzi, per poco andavo a sbattere negli ultimi giri. Le gomme non sono messe neanche malissimo, ma sicuramente loro hanno le gomme più fresche. Devo stare attento, adesso mi gioco tanto, mi gioco. Mi gioco una vittoria fondamentale. Non dovremmo avere pioggia. Se cambia qualcosa, te lo faccio. Ok. Ho sfruttato il safety car, ho fatto una sosta in meno. E ho 3 decimi di vantaggio su Button. Diciamo che ho perso ritmo gara con le super soft, non ho girato per niente bene rispetto alle ultra soft. Passo gara molto negativo. Dai, pitturiamolo sta gara, pitturiamola, il pitturato, dal pitturato. Ok. Sono un po' teso ragazzi, perché se giochiamo veramente, se vinciamo questo il mondiale è veramente vicino. Il terzo consecutivo come il grande Ayrton. Mamma mia, Button è veramente un pazzo. È DRS per Jason, perché lui è Jason, no Jenson. È un po' Jason. È un po' Button. Scusate ragazzi, mi sto vaneggiando per non sentire la tensione. Three laps. Miscela standard, devo anche abbassare la miscelotta. Mamma mia, siamo veramente... ci hanno recuperato tantissimo. Che fatica la vita da bomber. Button preme per la first position, ma il Kuma non molla. Mamma mia, quello ho sentito un po' andare la macchina. Le gomme ancora ci sono. Diciamo che la sosta è in meno, senza la sosta ero quinto o sesto, con la sosta in più. Abbiamo sfruttato tutto, bravo Kuma. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. 2 laps remaining nell'inglese di madrelingua come indiana. No? Mamma mia che erroraccio, mamma che errore, mamma l'errore. Le gomme non sono messe malissimo, eppure porca faccio una fatica. Oh. Mamma mia, eccola qua. No, non me ne sono accorto che arrivava anche Massa, non ci credo. Ho perso la prima posizione. Proprio il penultimo giro l'ho persa. Scusate raga, come al solito nei momenti peggiori suona il telefono. Andiamo. Siamo sempre secondi, cazzo. Ho perso la prima posizione, ho paura di non riprenderla più. Incredibile. All'ultimo giro. Nel penultimo, vabbè. Questa è veramente una delusione atroce. Potevo ipotecare il mondiale. Mi sono anche deconcentrato. Non so che chiamarmi, le chiamate importanti me le vengono sempre quando registro, puttana miseria. Niente, il primo posto è andato, vaffanbuò. 2 secondi in mezzo giro mi ha dato Button, perché si chiama così quella figlio di Troia. Il grande Button.
Madonna. Sto regalando una vittoria a Button disarmante. Però la macchina alla scuola è super soft. Malissimo, raga, malissimo. Sembrava una vittoria annunciata, invece. Vada, massa per... No. Ma dai, Vettel, superami Massa, così almeno andiamo insieme sul podio. Mi è proprio crollata la monoposto, Button ha preso il largo in un giro e mezzo, mi ha umiliato. Vabbè. Pazienza. Non me l'aspettavo, ma pazienza. Portiamo a casa un secondo posto, era partiti 21esimi, strepitoso, ma mi ero un po' fatto la bocca con la prima posizione, sinceramente, mamma mia, niente, l'ultimo giro disarmante, vado anche a sbagliare e a rompere l'alettone. Mamma mia, che disastro, ma sento la macchina non rispondere, cioè, non lo so, non la sento come al solito, negli ultimi 5-6 giri difficoltà incredibili. Vai. Sono quelle cose inspiegabili della vita. Quella merda di Button va a vincere. Noi arriviamo secondi con l'amaro in bocca, anche se partivamo 21esimi. Bel lavoro e buon piazzamento. Hai fatto un salto di qualità, proprio come ti avevamo chiesto. Va a cagare. Guardate, si stanno dirigendo verso il... E ora vediamo come questo... Vediamo, allora siamo a più 53 su Nicolino, va bene comunque. Nella costruttori più 64. Raga, ho tutto Kumendo. Ve ne siamo.